Salta la prima testa per il caos nella gestione della cassa integrazione in deroga in Sicilia. Il dirigente generale dell'assessorato regionale del lavoro, Giovanni Vindigni, ha rassegnato le dimissioni dalla carica. Il dottore Vindigni, ha sottolineato il governatore Musumeci, è persona per bene, trovatasi suo malgrado al centro di una vicenda, quella dei ritardi nelle pratiche per la cassa integrazione, sulla quale occorrerà fare chiarezza. Per questa ragione, prosegue Musumeci, con l'assessore Scavone abbiamo avviato un'indagine interna e stiamo verificando al tempo stesso la quantità e la qualità del lavoro prodotto in questi 10 giorni dai dipendenti collocati in lavoro agile. La vicenda della gestione della cassa integrazione in deroga ha sollevato moltissime polemiche, sia per i ritardi da parte della Regione, sia per l'abbozzo d'accordo con i sindacati, che prevedeva di corrispondere salari accessori ai regionali per recuperare l'arretrato. Il tutto mentre 140.000 persone attendevano le somme dopo essere rimaste a reddito zero per il lockdown. Una vicenda che ha tirato sul governo regionale un coro di critiche e che ha spinto il ministro a inviare gli ispettori. Su proposta dell'assessore al ramo Antonio Scavone, la giunta, riunitasi nel pomeriggio di ieri, ha affidato l'incarico ad interim al ragioniere generale Giovanni Bologna, che si è già insediato. Stamani il governatore Musumeci e l'assessore Scavone, in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans, hanno fatto il punto sui temi della cassa integrazione e sulle risorse ai comuni destinate all'assistenza alimentare delle famiglie disagiate. Io voglio intanto chiedere scusa a tutti i lavoratori che hanno atteso e attendono di poter riscuotere le risorse che loro aspettano. So di tante sofferenze. Abbiamo ricevuto lettere di centinaia di lavoratori e anche dei figli dei lavoratori che hanno evidenziato lo stato d'ansia in cui vive la famiglia in attesa dei quattrini per poter far fronte alle spese essenziali. Chiedo scusa e mi assumo per intero la responsabilità politica di quello che è accaduto. È sempre così. Quando ci sono errori è il vertice che deve metterci la faccia. Vi assicuro che andrò avanti, andrò fino in fondo per capire se c'è stata condotta dolosa nei ritardi per la corrispondenza del denaro legato alla cassa integrazione. Se c'è stata responsabilità da parte di qualcuno, non mi interessa se di vertice o di base, vi assicuro che pagherà. Intanto il direttore del Dipartimento Lavoro, dottore Vindigni, ieri mi ha consegnato la sua lettera di dimissione, che assieme all'assessore Scavone abbiamo accettato, perché il direttore deve sempre rispondere del malfunzionamento delle strutture. Conoscendo il dottore Vindigni, che ha fatto il direttore solo da qualche settimana e per qualche settimana, posso dire che è persona per bene. Si è trovato nel momento sbagliato e ha voluto responsabilmente dire io lascio. Ha fatto bene, tornerà a dirigere l'ufficio di Ragusa, l'ufficio del lavoro, che ha diretto con grande senso di responsabilità. Ma la colpa di tutto quello che è accaduto è mia, è solo mia, dal punto di vista politico. Nel più breve tempo possibile faremo in modo di potervi mettere nelle condizioni di trovare un minimo di serenità. L'altro tema, e vi lascio, è quello dei 100 milioni. La Sicilia è stata la prima regione in Italia ad avere determinato un intervento a favore delle famiglie disagiate, cioè di quelle famiglie nelle quali mancava persino il pane. Abbiamo previsto un impegno di 100 milioni di euro in piena emergenza da spalmare nel corso dei mesi, perché non sappiamo quando finirà l'emergenza, siamo ancora in emergenza nazionale, lo voglio ricordare, e i primi 30 milioni li abbiamo previsti con il Fondo Sociale Europeo. Cioè non è denaro di bilancio per cui il Presidente della Regione decide come poterlo erogare
a chi destinarlo. È denaro che ci dà l'Unione Europea. Il risultato è soddisfacente: su 390 comuni 320 hanno già detto sì, noi abbiamo bisogno di questo denaro, hanno firmato già la convenzione, e dei 320 che hanno già firmato la convenzione, 297 hanno ricevuto la erogazione della risorsa, che con grande soddisfazione ha tirato fuori da una condizione di emergenza una comunità che è stata protagonista di questo esito non traumatico e non drammatico. I più bravi sono stati i siciliani, ecco, perché noi abbiamo emesso le ordinanze, noi abbiamo cercato di declinare nel tempo anche le modalità, abbiamo mantenuto la linea del rigore, ma se i siciliani non fossero stati obbedienti, responsabili, tutto sarebbe andato a 48. È chiaro che la festa non è ancora cominciata, nel senso che conviviamo con il virus, vedo molta gente in giro senza mascherine e nei negozi senza guanti. Noi stiamo preparando un'altra ordinanza per la metà di maggio. Abbiamo chiesto in questi giorni di far aprire le sale di parrucchiere per uomo e per donna. Crediamo che possano aprire anche i negozi al dettaglio, possono riaprire nelle giuste modalità tante altre attività. Con la legge finanziaria abbiamo messo a disposizione di tutte le categorie tante risorse alle quali possono attingere le piccole e le medie imprese. Sono convinto che mantenendo il senso di responsabilità noi possiamo piano piano allargare la maglia e col governo che ho l'onore di guidare continueremo a seguire questa vicenda sapendo di avere la vostra attenzione e sapendo di ricevere la vostra critica, che deve essere sempre utile, sempre costruttiva e finalizzata allo spirito dell'alleanza e della cooperazione, al di là delle posizioni politiche, al di là delle scelte di ognuno di noi. Ma in Sicilia di governo ce n'è uno solo e con questo governo dobbiamo condividere una stagione di rivincita e di riscossa. Grazie veramente a tutti, rinnovo ancora le scuse ai lavoratori interessati direttamente e vi assicuro che con l'assessore e con gli impiegati stiamo lavorando perché entro la prossima settimana si possa completare questo difficile e angoscioso processo. Grazie, a presto.